Allora, partiamo da commercialista, Sì. ovviamente. Sì, adesso... Che stranamente da un pezzo è in silenzio, stranamente, perché interviene sempre in maniera sì, è opportuna. vero, hai ragione. Sono stato in silenzio e avevo ascoltato, perché parlavo un po' ideologicamente di temi più politici, e per cui io ascolto in buon ordine e poi ribadisco. Purtroppo certe volte, siccome stiamo parlando di bilanci, che siano familiari, che siano privati e che siano aziende pubbliche o lo Stato, sempre bilanci sono. Sì. Ok? E per cui le entrate e le uscite devono bilanciare. Il nostro Stato sappiamo benissimo che di uscite ne fa molte e per cui ha bisogno di molte entrate. Parliamo in maniera semplice. È vero che però riconosco che qualcosa si sta muovendo, non posso dire che non sta facendo nulla, un po' all'italiana tra virgolette, però qualcosa sta facendo, nel senso che hanno istituito un sistema agevolato fiscale per le partite IVA o le nuove partite IVA, chiamasi start-up, o la continuazione di chi aveva la partita IVA con dei redditi perché anche qui non è che hanno messo una cifra, no? Per una tipologia di lavoro è 30.000, per un'altra è 25, per un'altra è 15.000. Sì, mi metto le mani perché dico, ma perché uno che fa, non so, l'agente di commercio è diverso che uno fa anche l'architetto. È tutto il lavoro per il commercialista, il presidente qui adesso alza le mani e io sono d'accordo con lui. Il lavoro è lavoro, la dignità del lavoro che non c'è. È questo che a me preoccupa. Adesso entro a fare, non faccio più commercialista, allora torno indietro. Perché se poi mi piacciono i temi che parlano Stavo andando in politica. Stavo andando e mi sono fermato, visto che bravo sono stato. Pertanto, ritorniamo a noi. C'è un sistema agevolato che la start-up paga il 5% in via sostitutiva, entro logicamente quegli scaglioni in reddito che sono tra i 25 e 30, 20, 25 e 30, non oltre, e di fatturato annuo, non versa l'IVA, non ritenuto e paga il 5% sostitutivo. E l'INPS, perché la bomba dell'INPS, il 27, se non 28, perché adesso l'hanno bloccato ma non si sa poi, in una percentuale del fatturato. Anche qui varia in base alla tipologia del lavoro svolto ad ognuno. Cioè, per esempio, l'agente di commercio, non so, paga, ho la tabellina qui ma andiamo a semplificazioni, paga l'INPS su, non so, il 70% del fatturato, per cui se ho fatturato 10.000 su 7.000 io pago il 27%. Per cui se io, e invece un altro eventualmente paga il 65% sul fatto, non so perché uno paga meno, la percentuale più alta, più bassa, questo me lo devono spiegare, perché, vabbè, ma non importa, il 30% va in tasse, Cioè sul 70% del mio reddito, perché non mi scarico i costi in questa nuova agevolazione, va in maniera forfettaria. Per cui se io fatturo 30.000 euro e sto al limite, 29.900 e sto al limite, il 70% è quello che è. Per il 27 vuol dire che pago 7-8 mila euro di INPS all'anno. Capite che non è poco, Per avere cosa? Non ti danno 800 euro al mese. Non rispondetevi voi politici adesso. Per avere cosa? Il 5% a fine carriera, sul versato. Se non viene. Sul montante. No, è così. Perdonatemi, a questo punto io faccio assicurazione privata, decido se versare l'INPS o no. Datemi la scelta. Perché se siamo in un mondo libero, che parola il mondo, se siamo in un mercato libero, dovete darmi la scelta e non obbligarmi di fare qualcosa. Io non vengo più nell'ospedale a curarmi, vado dove voglio io, è giusto anche così, però datemi la scelta, come in Svizzera e come in altri stati. Ecco, molti... Ok? Per cui comunque stavo dicendo, ritorno a noi, ma l'equità non c'è, perché se io inizio l'attività e fatturo fino a 30.000 pago X, ma se io fatturo 35, c'è una bomba a colori. Allora dico, perché non avete fatto che, come è nell'equità, sono stati fatti gli scaglioni di reddito? Devono capire che fino a 70, 80, 90 mila euro o 60, 70 mila euro, cioè non è che vivono con 7 mila euro al mese. Allora dite fino a 15, fino a 35, fino a il 5, l'8, il 10, fate una cosa intelligente, così si muove il denaro. Hai meno entrate, ma tanto non le hai lo stesso, perché tanto non pagano tutto in Equitalia. È tutto recupero crediti, ragazzi. Non c'è più gente che ha soldi per pagare le tasse, perché se paga le tasse non vive
la realtà è questa, se pagano gli F24 non hanno i soldi per fare la spesa. Parlava un attimo di regime forfettario, che è quello naturale adesso, cioè se uno fattura meno di X soldi è il suo regime naturale. Altri aspetti di carattere fiscale inerenti proprio a questo... per questo è adesso magari lasciamo parlare un attimino con il solito lavoro, è sull'aspetto contributivo. No, ma dopo infatti, esatto, volevo arrivare a quella consulenza del lavoro, aspetto contributivo. L'altra questione calda per tantissimi lavoratori, partite IVA eccetera, e alcuni mezzo giovani, perché ormai uno che ha 35-40 anni comunque purtroppo è ancora giovane per il mondo del lavoro, dice ma io maturerò mai con questi lavori la pensione? Sarà fallita l'INPS con la pensione. No, allora questo è un altro aspetto. Dobbiamo essere realisti. Cioè la signora Barbara per un lavoratore subordinato che versa 40 anni di contributi andare in pensione con 1/3 della sua ultima busta paga. Questo lavoratore subordinato che è quello che versa di più. Esatto. Tra lui e il datore di lavoro. Siamo nel paradosso, cioè abbiamo dei poveri. No, quindi voglio dire, la pensione delle gestioni separate piuttosto che dei professionisti senza cassa stiamo finanziando qualcos'altro in questo momento, ma non certo l'aspetto pensionistico. Diciamo che... Quindi è una presa in giro. Spieghi meglio sto passaggio. È un autofinanziamento. Sì, nel senso che oggi stanno aumentando le aliquote per la gestione separata per rincorrere il problema e per cercare di mettere un tappo, perché ad oggi non abbiamo ancora pensionati da gestione separata, perché sono troppo giovani, per fortuna voglio dire, ma arriveremo a quel punto. E quando arriveremo cosa succederà? Arriveremo che ci sarà un problema sociale, perché avremo dei pensionati che sono al di sotto della soglia di povertà, sotto i minimi. Bravissimo, politica, è ovvio per forza, prima l'onorevole eccetera. Si rendono conto, secondo lei, che è stata nei palazzi, tra virgolette, quello che si chiede il cittadino, che arriverà questa bomba, che il tempo vola, che la bomba arriva, ma sarà una bomba sociale che coinvolgerà tutti? Ma o non se ne fregano altamente, per quello che il cittadino dice, ma probabilmente non ma mi perdoni, guardi, non dire che le butto la sensazione. Certo, ma se pensiamo alla categoria degli infermieri, quando con 13 anni di lavoro andavano in pensione, 13 anni un mese, un giorno, 6 mesi. 6 mesi e un giorno. Esatto. Sì. Ecco, bene, e andavano, adesso percepiscono Anche 800, baby pensionati. 800 euro, Sì, adesso percepiscono circa, queste categorie. Se pensiamo a sta gente che ha 50 anni adesso, ne avrà 55, non tanti di più, e alcune hanno avuto i figli dopo la pensione, vero? Ecco. No, ma sappiamo il passato, io dico in futuro, nel No, prossimo ma non futuro, si rendono conto, ma è per questo che io dico, cioè si rendono conto sì, perché se pensiamo al debito che ha l'INPS ogni anno che chiude, quindi è chiaro che il quadro è devastante, vero? Lo sappiamo benissimo, ma è per quello che io dico e invito loro a non proporre cose che non possiamo tenere in piedi. No, loro portano avanti e rifanno le manovre, portano avanti il problema alle prossime generazioni, questa è la verità. Non lo risolvono. È bellissimo, purtroppo. Ma certo, ma allora non possiamo pensare oggi al reddito di cittadinanza, se non saniamo la situazione adesso. Sì, ma intanto non dobbiamo dargli 20-30 euro al giorno agli extracomunitari, perché allora se dobbiamo dirla tutta, vabbè, ma io entro in politica non voglio. No, ma è un dato reale. Io voglio l'obiezione che ci ha posto il nostro molto concreta, ci siamo arrivati perché era quello che i cittadini si pongono. Se pensiamo l'artigiano, la politica non se ne frega la nostra comunità. Hanno bloccato. Posso dire, ma non è che non siano state riforme negli ultimi anni, purtroppo ci sono stati gli anni in cui sono fatti enormi errori, si voleva anche e c'è responsabilità trasversali dove c'era pressione sindacati, sembrava che i soldi fossero all'infinito, pensioni ma adesso c'è la consapevolezza che non ce ne sono. Che cosa si fa adesso? Il fatto che ci sono state le riforme, la Fornero, eccetera, che poi tutti si lamentano, è perché c'è stato un eccesso nel passato, allora si sta scontando qualcosa, anche se non c'è ancora l'equilibrio. C'è un sistema adesso che allontana ogni altro anno, ogni tanto ci sono scaglioni che slittano in avanti in base all'aspettativa di vita. Cioè il problema ci si è accorti forse troppo tardi, che il problema c'è che un sistema non è sostenibile perché abbiamo scaricato il problema alle future generazioni, o meglio alle futurazioni dei giovani di adesso, tanto che future non sono. E quindi il problema c'è, il problema però va affrontato in maniera... È chiaro che oggi non si va più... Chi lavora oggi non va più col sistema come nel passato retributivo, cioè in base all'ultima tua busta paga ti porti a due pensioni. Adesso tutti. Hai versato 10, avrai una rendita in base no, ma tutti sanno a questo punto ha ragione il dottore.
Perché non cominciamo a pensare, INPS, INE e quant'altro, che lo Stato faccia il garante, perché ci deve essere un garante generale, ma lasciamo gestire queste risorse a sistemi anche che non siano strettamente pubblici, ma perché e in base deve ai sistemi assicurativi, perché non facciamo questo, dove tu versi questo, ti trovi il problema. Non hanno più i soldi per pagare le pensioni. Non è vero che non hanno fatto nulla, perché il terzo pilastro che hanno fatto la legge ancora qualche anno fa, che poi però non è entrato nel bene, anche perché è sempre questione di tassazione. No? Ma perché non hai più le risorse per pagare le pensioni? Però prima mi sono dimenticato di fare un intervento, anche sugli studi di settore, se posso, e finisco. Appassionato. Sì, due cose. Gli studi di settore sul lavoratore autonomo o libero professionista non hanno senso, perché come si fa a valutare la capacità lavorativa di una persona con un'altra? O quanto io voglio lavorare e quanto vuole lavorare lui? Non ha un senso. Come si fa a fare un dato statistico sul persona? È assurdo. Seconda cosa, è giusto effettivamente. E chi lavora da dove arriva? Chi lo produce il lavoro? Chi dà lavoro? Dall'impresa. L'impresa che fa. E io devo dire che perché ci sia il moltiplicatore bisogna che più c'è impresa, più ci sono assunzioni e più si paga le tasse. Se adesso, in questo momento, non diamo il modo, economicamente parlando, di sviluppare le imprese che assumono, perché se noi continuiamo a assumere dipendenti pubblici, per tutto il rispetto che io ho dipendente del pubblico, sempre meno efficienti di quello privato, e non andiamo da nessuna parte. Esattamente quello che dicevo. Chiaro? Dipende. Sì, in linea generale. Dipende. Una curiosità sua per lei, quando il Fare come si è comportata a livello di parlamentari per quanto riguarda il decreto? L'ha appoggiato? No, non l'ha assolutamente. appoggiato. Abbiamo votato contro. Allora, Presidente Confapi, come fanno allora in questo marasma di contrattualistica, eccetera, le imprese a produrre di più, a dar modo ai lavoratori di lavorare, perché poi a tante di queste partite IVA, e lo sappiamo benissimo, lavorano per le imprese, cioè sono, vabbè. No, solo per... Secondo lei? Alla fine tutti lavorano per le imprese, ma questo non è per glorificare una categoria, dobbiamo risolvere cercare una come soluzione. Dicevamo, il lavoro è l'attività umana che produce qualche cosa. Può essere organizzazione, può essere beni, può essere servizi, quello che è, ma deve produrre qualcosa, quindi non si può dire il lavoro è un diritto. Il lavoro è un diritto nel momento in cui produce qualche cosa, dopodiché il diritto di vivere in una nazione e di aver di che mangiare è un'altra questione rispetto al lavoro. Noi veniamo da un concetto di lavoro che è ideologico, per cui è un diritto e c'è sempre la lotta di classe, lavoratore e datore di lavoro che gli ruba il pane. Questa cosa non l'abbiamo ancora superata. Perché? Perché non funzionano gli studi di settore o le tassazioni delle piccolissime imprese, chiamiamole come vogliamo, che sono i lavoratori autonomi o le partite IVA, chiamiamole in un altro modo. Non funzionano perché hanno ancora in sé il concetto di rendita che era legato a professioni di una volta dove prendevano davvero un sacco di soldi, perché un medico era ricco, un architetto era ricco, un ingegnere era ricco. Ma infatti c'è stato questo capovolgimento totale. Paragoniamo questi e usiamo lo stesso metro di misura e quindi tu sei un libero professionista, sei ricco per definizione, ma io ho 23 anni e 2 clienti, non importa, tu sei ricco e quindi le tue tasse dovranno essere così. L'errore sta là perché quei soldi non arrivano mai e se li mettiamo in conto di quelli che devono entrare da qualche parte ci mancheranno. Allora ben venga invece quel minimo che hanno cominciato a fare. Sì, erano 15.000 i limiti di fatturazione senza complicazioni, senza IVA e senza resto. Lo portano al 30, su quello c'è il 15% di tasse e non si può dedurre niente, cioè io non posso scaricare i costi. Ma quello almeno mi consentirà di dire tu che hai più o meno 30.000 euro di lavoro prodotto, perché le tue fatture sono il tuo lavoro prodotto, pagherai questo limitato ammontare di tasse e avrai una sostanziale semplificazione. Questo è il meccanismo. No, almeno si sa quanto pago. Tra l'altro, questo è il concetto. Che poi questo modo, scusatemi,
È complicato perché passa attraverso la tassazione. Se noi avessimo un sistema di tickets, allora noi abbiamo la possibilità di far lavorare le persone adesso non coi a voucher, chiamata. non coi voucher, che Prego? non parliamo di voucher. No, ma voglio dire, Sì, io sì, compro un ticket e lui viene a lavorare da me e io so che là dentro ci ho pagato le tasse e l'INPS. Sì, D'accordo? peccato che una Così persona venga chiamata per lavorare 10 ore e ti pagano 3 ore di voucher, ma è così che funziona. È un'altra questione, sto dicendo, è la semplificazione, perché se io per dimostrare quanto ho preso e quanto ho speso e quanto devo versare, devo fare 100.000 conti, divento matto. Se io compro un mio ticket che mi dice tu hai fatto una fattura da 100 euro, di questi 100 di sicuro, siccome lo compri da me il ticket Stato, ne paghi questi di INPS e diversi per questi forza, di tasse. perché sono autotassati prima. Allora guardi, faccio un esempio, ha ragione quello che dice. Io mi ricordo, c'era una piccola attività, era un bar piccolissimo, una frazioncina del mio paese in mezzo alle montagne. Sì, e di questo bar qua, e mi ricordo un giorno la signora, volevano tenerlo aperto cercavano, si sforzavano di tenerlo aperto, purché, anche se faceva un fatturato miserissimo, però mi ricordo la titolare mi diceva, guardi, noi spendiamo era più il costo della burocrazia del commercialista per tenere aperto, perché lo stesso sistema del bar in piazza Bra a Verona, in centro a Verona, è la stessa tassazione, lo stesso sistema del piccolo bar che c'è sta in montagna e magari questi studi di settore anche. C'è questo paradosso, io ho detto io non posso, mi fanno chiudere, perché se al di là di un servizio sociale per il territorio poi ha chiuso, ma se passiamo una cosa forfettaria, dico, ma guarda, so che se arrivo a sto fatturato pago questo, se non lo faccio basta, lasciatemi vivere, però qua c'è una presunzione che tu guadagni anche quando non guadagni, questo è sbagliato. Chiaro. Cosa doveva dire? Che dopo passa una piccola riflessione, nel senso che come consulente del lavoro, sempre sul finale dell'anno 2015, abbiamo visto una ripresa delle assunzioni anche per il Job Act e quindi le agevolazioni che ci sono state sul lavoro subordinato. Ci vorrebbe più coraggio anche per quanto riguarda le professioni e le partite IVA, quindi per incentivare anche questo settore, perché ne sta soffrendo. Scusatemi, ma perché il Job Act? Allora, se io assumo un dipendente che era in disoccupazione per più di 6 mesi, lo assumo a tempo indeterminato, per 3 anni ho lo sgravio contributivo. Ma mica io che continuo a mantenere l'occupazione, scusate, non mi date nulla? Allora mi viene voglia di fare un SRL, licenziare il mio dipendente, lasciarlo 6 mesi e scusatemi, è la provocazione questa è la mia. Allora qualcuno l'ha pensato che ha fatto. L'Italia, sì, l'hanno che fatto. L'Italia è distorta. Ecco perché quando lei mi dice no, mettono in regola 3 ore al posto di 8, ma per forza non ci sono le aziende e tutti, e poi i professionisti compresi, non abbiamo più margini perché noi paghiamo troppo. Non tanto per i servizi che ci vengono forniti, perché poi la domanda e l'offerta è per lo Stato. Posso faccio una domanda? Facciamo dopo la pubblicità la domanda, dai, che così anche maturiamo questo, perché qua siamo arrivati a un aspetto che purtroppo è abbastanza cruciale della questione. E l'altra domanda che poi girerò dopo la pubblicità, oltre a quella di sposato, sarà: ma a questo punto a tanti giovani e meno giovani che sono i liberi professionisti e partite IVA conviene di più, e chiedo a voi specialisti, a questo punto far società insieme, creare un'azienda, diventare imprenditori in qualche modo, con qualche stratagemma, o restare partite IVA povere? Punto di domanda, visto il sistema attuale che ha cercato di dare qualche tutela, però grandi palliativi. Pubblicità, poi torniamo insieme che siamo in chiusura.